un po' le cose che sono state dette, anche dopo le provocazioni dell'amico Gavino. Se qualcuno vuole intervenire, dire qualcosa, insomma, ci fa piacere, insomma. Come dicevi, sono d'accordo, come anche il professore. Noi momentaneamente lasciamo la musica perché uno potrebbe dire effettivamente possiamo aver copiato, ma abbiamo degli antesignani, cioè noi conosciamo Passion Flower che viene fuori da Per Elisa, quindi abbiamo degli antesignani molto molto importanti. Quello che obiettivamente a noi ci fa perdere l'identità è la pervicacia di molti sassaresi che vogliono tradurre, per esempio, De Filippo in sassarese. Lì che noi obiettivamente siamo milioni di distanza. Vogliono tradurre in sassarese Verga, il mastro Don Gesualdo. Ma cosa ce ne fotte a noi del mastro Don Gesualdo? Cosa ci interessa? Noi siamo milioni di chilometri di distanza. Io ho combattuto, come tu sai, con queste persone che mi dicevano: Dino, ma è mai possibile che non riesci a tradurre a livella di Totò? È pazzesco. Cosa diciamo noi? La voce, sai cos'è? È un livello. Un re, un magistrato, un grand'uomo, fendi chi sto ha fatto un punto che ha perso la vita pure un nome. Che cosa dobbiamo dire noi? Possiamo tradurre questa cultura partenopea con la nostra cultura zappadorina, nostra sassarese? E il De Filippo può tradurre il nostro un signore ducano vellutrato giunto a sosso un valige in mano, fa conto di una ditta di Milano, la reagna di Ziabeppa Zuccato, da Rovacone di Ruderzo Piano, la padrona di casa si è acciarata e tribuntesi tutta carurata. E cosa fa vostra cura valigia? Quello gli dice: appartengo alla ditta Foutignon. Noi lo capiamo cos'è Foutignon, Peppino De Filippo non lo capisce. E quindi chiaramente noi perdiamo l'identità se continuiamo a fare, come molte volte fanno sassaresi, di cercare di tradurre la cultura degli altri, che a noi è molto lontana. Grazie, esattamente. Approfitto per chiaramente ringraziare Marco e lui Carlo Doneddu e Marco Pampiro, perché hanno fatto un lavoro veramente che rimarrà nella storia, e così possiamo già iniziare ad essere nella storia con questa canzone sassarese, perché si manterrà, cioè non sparisce, non diventerà una cosa che può svanire in nessun modo. Ormai è scritta, l'abbiamo, quel poco che abbiamo, però è sempre nostra. E a proposito di Melenzana, è giusta quell'osservazione di Lubino quando ha detto: noi la Melenzana è sassarese, certo non potevamo fare una canzone, la coda alla vaccinara è assai ricchita, ma Buffonelli la Melenzana. Oltretutto è anche culturalmente molto elevata, perché se parliamo di etnologia potrebbe essere la nostra una etnologia gastronomica. Quindi se veramente la canna ci frigge con molta probabilità, la Melenzana ha anche i suoi pregi. Agli altri non friggerà, a noi ci frigge. Salvino Pischetta è il nostro paroliere, lui ha fatto le canzoni più belle, la commedia musicale sassarese Salsa di Calciodino. Un applauso a Salvino Pischetta. Davide, ti ringrazio, perché in effetti sta dicendo una cosa che esiste, però io volevo soltanto questo, e cioè precisare al professore, mi dispiace se devo contraddirla, perché in effetti la canzone sassarese è nata quando uno è vissuto fuori. Io sono vissuto fuori, Ginetto Rosetta è vissuto fuori, per cui in sostanza quando io ero a Milano ho scritto Sassari in cartolina, che poi praticamente è arrivata a Sassari e io gli ho dato a Cesaraccio, e Cesaraccio le ha pubblicate tutte. Giovanni Maria Santoni, bravissimo compositore, e altri, parlo di Vinonello e di Gavino Ruccio,
hanno preso la mia canzone e l'hanno fatta esattamente Sassari Cattolina, che poi è andata avanti, così che volevo precisare questo. Pauraggio sì, tu sei più fauraggio dei fauraggi, dato che mi siete dicendo così, siamo funendi, è una cosa. Siccome Salvino Pischelli è una persona seria, tu invece fauraggio non me lo dici, caro Giovanni Maria, a chi di cose so di così, va bene? Le cose sono così, non lo so come che ha famigerato, non lo so, fate con i sì, a questo. Io so così girato, non ce l'aveva con me, no, mi dispiace per lui, ho capito male, vabbè, poi so con i bambini che ha 80 anni, Grazie, comunque so che lui invece di tutti quanti, non divento, pesto, e praticamente, dopo di visto, che io tutti quanti le cose che ho fatto, non ho mai copiato da nessuno, sia con i commedie, sia con le canzoni, eccetera, eccetera. Così che ha già scritto un'altra commedia, va, perché la gente lo sappia, la vita è una commedia, ed eccola qua la vita, che è una commedia, ecco il mio Trento è una commedia, così che praticamente in sostanza io ci ho fatto la natura, lo sole con la terra con i mari, eccetera, eccetera. Purtroppo non so come Gesù Cristo, però la commedia ha scritto e ha fatto favità esattamente la natura. E che è il nome inedita, noi la vecchiaia Carogna, che io ho girato, che è sempre attuale, non era la Sassari Cattolina, che è sempre attuale, perché l'emigrazione esiste sempre e avrà esistito tutta quanta la vita. Io praticamente negli 50 sono stato emigrato e sono stato 6 anni pure. Ecco, ha inteso esattamente la nostalgia di Sassari. Come l'ha intesa Ginetto Rosetta, qua voglio spendere una parola per Ginetto Rosetta, perché Ginetto Rosetta non sta parlando, logicamente parlo io per lui, perché lui è stato tanti anni a Roma ed eventualmente ha sentito la nostalgia di Sassari, ed ecco le canzoni sassaresi da che usciti. Ma se Ginetto Rosetta è in gamba devi dire sì o no. Grazie Salvino Pischeda. Posso rispondere? No, io mi sono presentato come non un esperto di canzone sassarese, ma semplicemente di problematiche che riguardano la canzone sassarese dal punto di vista metodologico e storico, ovviamente. Abbiamo però acclarato anche una cosa importante, parlando proprio della Milinzana, che allo studioso non interessa ciò che è stato, ma ciò che rappresenta, cioè la funzione che un canto ha. Ora, non sapevo che lei avesse scritto quelle canzoni al di fuori o altro, ma questo non incide nell'insieme, perché in ogni caso poi ciò che interessa non è tanto la genesi, la nascita della canzone, quanto l'uso che se ne fa nella comunità sassarese. Per cui la canzone sassarese, forse chiedo anche conferma, non è una canzone che nasce in ambito di emigrazione e viene sfruttato nella immigrazione, cioè nasce fuori va bene, però anche le canzoni che nascono fuori poi di fatto diventano patrimonio della comunità di Sassari. In altri casi invece nelle comunità, la canzone che nasce nella comunità per esempio italo-americana nasce là e là muore. La canzone invece che, ecco, quindi io non parlavo dell'origine, parlavo dell'uso. Di fatto quando parlo di nostalgia poi evidentemente i suoi sentimenti di nostalgia che ha provato a Roma sono stati poi in qualche modo, come dire... No, non è nata a Sassari, è nata esattamente fuori, dal sentimento di chi era fuori, ha capito? Come c'è un sentimento delle persone che sono fuori, che sono emigrati, questa è la verità. Giovanni Maria Santoni, un altro autorevole esponente del folklore sassarese. Ma ha chiesto prima la parola Antonio Fauli. Io intanto voglio dire una cosa, che a Sassari, fra tutte le cose belle che abbiamo, sono i nostri proverbi, uno dei quali stasera calza a puntino, ed è quella vanta di sa così non ti trazzo. La canzone sassarese nasce a Sassari, chi l'ha detto questo? Io ho testi, io ne ho regalato uno molto gentilmente, io ho testi anche del Settecento, dove si canta in sassarese. E sono tutte nate a Sassari perché scritte da sassaresi, come quella ad esempio del Settecento che dice di Viva che ti ha mandato, che commentito qui, guarda Yarusà, ed è del Settecento, scritta a Sassari.
noi fitta Pattada, noi fitta Nubi, noi fitta Rome, nata a Sassari la canzone. A Gian Maria Santoni voleva dire qualcosa. Io devo dire la verità, quando esci da Sassari in Catturina, noi abbiamo fatto, io Dro e Silvi abbiamo fatto già una decina di canzoni prima di Rosetta, e da poi Rosetta ha preso a noi, abbiamo fatto lo disco a Ratazioni, lo primo disco, e noi eravamo andati prima a Milano a fare un disco, alla Ricordi. Questa è la pura verità del trio Folco Sassari, capito? È nato prima di Rosetta, è nato, e poi appresso sono nati loro, da poi sono nati, e Giovannino Giordo nei teste, Giovannino, è vero? Quindi È così, non è bisogno di balli, no, o di fesserie. Allora Sassari in Catturina, un bel di balauri sono miei pure, un bel, però se l'ha pigliato Edo, padilla Edo, va. No, non è calunnia, no. Tu stai dicendo che l'hai fatto prima della guerra, quanti anni vai? un attimo. No, dunque, aspetta un attimo solo. No, vabbè. Comunque, scusatemi. Ok, d'accordo. Dunque, questa serata in cui ci siamo trovati qui per questo evento così bello, così importante, diciamo che lo scopo non è quello di è nato prima lui, la canzone è nata qui oppure è nata lì. Sono discorsi che si possono fare da un'altra parte, insomma, in un'altra occasione. Basta, perciò se chi vuole intervenire, insomma, ha voglia di intervenire per dire qualcosa che possa interessare questo progetto, il come è stato svolto, o insomma... Sì, io sono Amedeo Ruzzetta, sono il figlio di Ginetto Ruzzetta. Tanto grazie anche a voi, perché giustamente questa è una bella iniziativa che fa ricordare e mette in evidenza quelli che sono appunto le capacità dei cantanti sassaresi, cantautori chi che sia. Quindi al di là di quello che può essere chi è nato prima o chi è nato dopo, io posso dire come figlio di Ginetto, perché l'ho visto lavorare, Babbo ha sempre amato le sue canzoni, le ha create da qualcosa che aveva dentro. Quindi non credo che Babbo possa aver copiato o plagiato qualche cosa. Cioè se l'ha studiata, è vero, nessuno l'ha detto, è vero. È vero che poi abbiamo visto che delle canzoni sono simili ad altre, ma quelle, come avete detto ben voi, chi le ha diciamo, prese queste canzoni, le ha fatte sue e le ha interpretate in modo sassarese. Ed è anche questa una cosa bella, tutto sommato, no? Allora voglio dire, adesso mi pare che stasera volete mettere in evidenza quello che è la sassareseria dal punto di vista musicale. Siamo qua tutti quanti perché tutti quanti gli artisti che ci sono qui, oltre mio padre, sono come dire, felici di questa iniziativa. Non siamo certamente qua per avere discussioni chi è stato, o chi è venuto prima o meno, giusto? Quindi voglio dire, tutto sommato, alla fine di tutto, vogliamo andarcene via stasera con che cosa? Con nel cuore qualche cosa che qualcuno come voi ha preso in mano, ha voluto prendere questa iniziativa perché? Perché la canzone sassarese rimanga, è stata, rimanga e sarà sempre qualche cosa che il sassarese, l'artista sassarese vuole interpretare a modo suo. Quindi dobbiamo essere tutti quanti niente più che felici di questo, vero? Siamo d'accordo? Penso aver parlato a nome di Babbo e voglio dire un'ultima cosa, giusto perché non voglio prendere più di tanto tempo. Io ho visto mio padre lavorare mesi interi sulle sue canzoni, registrarle, rifarle, ce le faceva ascoltare, le cambiava, va bene? Lui ha amato la sua musica
credo che sicuramente come lui tutti i cantanti sassaresi hanno fatto questo, no? Quindi alla fine che cosa ci rimane? Ci rimane questo suono, questa musica che è poi il sottofondo della musica sassarese, del sassarese. Ed è una cosa, giustamente, come ha detto lui, ed è una cosa di Sassari, nostra. Non è solo di Babbo la canzone, non è soltanto di Gio Maria Santoni, è di sassaresi la canzone, quindi la facciamo nostra, l'importante è che la suoniamo, la cantiamo, vuoi in una festa o in un palco, che comunque la ricordiamo sempre con un certo calore, un certo amore per questa canzone. Grazie mille. C'è un altro intervento. Mi chiamo Cano Armando, sono un sassarese in Ciavi perché vivo a Sassari da quando sono nato, ho genitori sassaresi, eccetera, eccetera. Io credo che la sassareseria si riconosca nei testi più che nella musica. E questo è tutto quello che nasce da una canzone, come ci ha insegnato il maestro Ruzzetta, nasce da una poesia. E la trasformazione in canzoni non è altro che la trasformazione di poesie sentite proprio con lo spirito della sassareseria. Io ho scritto un libro, una raccolta di poesie dietro una sollecitazione del Gio Maria Cherchi, il professor Gio Maria Cherchi, perché dice molti scrivono e tengono nel cassetto. Li ho messi insieme e credo che trattandosi di poesie in rima si prestano benissimo a fare delle canzoni sassaresi. Io non sono esperto musicale, però c'è tutto lo spirito della sassareseria qua dentro e credo che si possano tradurre in sassarese per mantenere la nostra, cioè tradurre in musica per mantenere la nostra tradizione sassarese e dei sassaresi che siamo e dobbiamo essere orgogliosi soprattutto di parlare il nostro dialetto. C'è, penso, l'ultimo intervento. Volevo dire effettivamente, il Signore mi ha tolto la parola di bocca perché io sono più lontano. Cioè noi non ci sforziamo di capire che il sassarese, le gobule, perfetto, ma ci sono poesie di una intensità tale che chiaramente solo recitate, quindi parole, sono musica. Non c'è bisogno. Quando ci vediamo, Gavì, io ti dico Manzaniri e Mudinendi, leva vara da Ruzzero, vitta sui pirendi, fari proprio fabitenti, si recosti vero vero, da rideuri di soffitta, caci trentora bruchitta, poi nei vazzi di camino, corri sotto a ribussare, vinza posa Sant'Antonio, entra il lussi raribari e s'affianca gli stradoni. Mamma, canta dozzi dozzi, impascendi la farina, curamendo re ranozzi, canta bella rasobozzi, freca che eva grisallina. Canta bazzi bovincori, la carrera sei scidendi, e un lampioni, e lagrimenti curaruzzi muri. Fazzi freddo e mutinenti. Questa la Gavì, basta che ci siano buoni musicisti, le parole ci sono. Basta una nota. Chiudiamo con due cosettine solo per seguire il figlio di Rosetta un po' e concludere dicendo che questa serata ci ha fatto capire che questi due giovani che hanno organizzato, ai quali sono stati ringraziati poco fa da me, hanno creato un patrimonio piccolo ma grandissimo per questa città, perché sono in cassaforte tutto ciò che è avvenuto. Neanche gli stessi autori molte volte sono riusciti a mantenere quanto loro sono riusciti a conservare. Grazie ancora. Grazie. No, Giuseppe Manca. Buonasera a tutti. Io volevo dire una cosa, sento sempre dire, anche Andrea, scusami, sassaresi in Ciavi, noi zitti. Il sassarese è nato a Sassari, è sassarese. Allora Sassari era una città murata, quindi chi non aveva la possibilità di dormire dentro la città veniva mandato fuori. Quello sarebbe sassarese in Ciavi, però è sassarese di razza, a che dormia dentro la zedai, non fuori.
E Tonino me ne è testimone, è vero Tonino? Sì, ma dico, è inutile di Sassaresi in Ciabi, ma la Ciabica, allora, ma io non ho mai capito la Sassaresi in Ciabi, non esiste. E io sono d'accordo, infatti ho citato anche i senegalesi che sono sassaresi come noi. Oh, ma carità, poi volevo dire un'altra cosa, non dimentichiamo una cosa molto importante, e dico a tutti, da Gente Rosetta, dal trio Folk Sassari, a noi, che non dimentichiamo Benito Castangia, Dino Moroni lo sa, che ci ha dato la possibilità di farsi conoscere a Sassari con Tele Obiettivo Sardegna, la prima televisione di Sassari. Questo è molto importante. Era lui e poi c'era Francesco Serra, il maestro, che faceva, se non sbaglio stasera mi butto, eravamo tutti lì, ecco. C'era un giorno, questo non bisogna dimenticarlo. Grazie a tutti. Sì. Arrivare su. Voglio rispondere a Giuseppe Macca, mio carissimo amico. La questione del sassareso in Ciabi, attenzione, ha la sua fondamentale importanza. Non è il fatto che veniva buttato fuori dalla città e chi rimaneva dentro era cittadino sassarese e l'altro no, perché io ho la fotografia di una serratura di una porta della città, la serratura di Porta Uzzeri, che pesa la bellezza di 21 kg, grandiosa, dove c'era chiave. Queste chiavi venivano consegnate a persone di Sassari serie, oneste e che fossero nate nella terra di Sassari avendo almeno una o due generazioni di procreazione. Ecco lo Sassaresi in Ciabica era quello che era responsabile della chiave della città, che la teneva per 2 mesi e poi veniva ogni 2 mesi cambiata. Grazie Antonio. Dunque, mi sa che chiudiamo qua. Io voglio che da questa serata si vada via tranquilli, contenti, felici. perché comunque insomma, ringraziando la lungimiranza dell'amministrazione comunale, lo ripeto, questo ci ha permesso di realizzare questo progetto, di portarlo a termine, completo, incompleto, non si sa, probabilmente anche, grazie Luciano, probabilmente ci è sfuggito qualcosa, insomma, niente, voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno... Tutti quelli che ci hanno dato una mano a realizzare il progetto. Io vorrei ringraziare di cuore l'amico Carlo Doneddu, che ripeto è stato più di un collaboratore, più di una persona coinvolta in un progetto. Abbiamo lavorato insieme e ha lavorato duro anche lui, insomma. Per passare poi a Gavino Ruggiu, che grazie alle sue indicazioni, al suo instradarci, ci ha permesso appunto, di realizzare, speriamo bene e in modo completo, veramente questo progetto. Ringrazio Andrea Lubino e il professor Spanu. Avrei una rosa di persone da ringraziare, non so se iniziare con la paura di dimenticare qualcuno e non vorrei che succedesse poi il puttiferio che abbiamo rischiato pochi minuti fa. Insomma, ringrazio tutti i presenti. Ci tenevo a dire una cosa, perché sì, i ringraziati sono tanti, però ho anche qualcuno che non voglio ringraziare. Non voglio ringraziare chi mi ha chiesto dei soldi per avere il materiale in suo possesso. Basta. Chiudo qui. Okay. Sì, no, Gavino Ruggiu non ha chiesto nulla. Scusate, io volevo mi permetto di fare una cosa fuori programma, un omaggio a Ginetto Ruzzetta, e volevo leggere alcune parole che lui ha scritto che ci portano in quella Sassari identitaria. Non la canto, oggi non cantiamo, un'altra volta canteremo. Oggi e allora. Soggiunti anni
di vivi d'ammenti, disastri d'allora e aveva presenti. Se andavi Rubindioro di Sannia, ti raccontava luoghi suzzidia. Piazza d'Italia era Parisignori. Saluto al Duce e a noi camicia nera. E Lutturani, con i zappadori, l'appuntamento in Porta Sant'Antoni. Porta Nuova, gioca a Mezzurrià, la Binandra in via Università, la Gionfra che fazia Pemperempè, Troiani, Gravincella e Trapadè. Santo Donato e Santo Gurinari, ancora senza libri in Cirimella, lo tabacchino di Annetta Bidoccio, un cito di Garruba o Caramella. Pusada a Cociafoghi Ludrageri, manne minore conta nei voni. Cacuno baravame e vasi un sulto, veghisso che si tecia a fava a rullo. Grazie.